buonasera, un cordialissimo saluto a tutti, a voi che siete qui presenti. Grazie di essere qui a festeggiare i 110 anni dell'Azione. Questo è un po' il primo dei due eventi che abbiamo pensato come settimanale per appunto festeggiare il compleanno del nostro settimanale. Grazie in modo particolare ai due relatori che sono qui questa sera, Lucia Bellaspiga e Gian Antonio Stella, che tra poco saranno presentati e introdotti da Elvira Fantin, che è qui alla mia sinistra. Prima di iniziare la serata, di cedere la parola ai due relatori e a Elvira, ci sono alcuni saluti istituzionali, diciamo così, e la prima persona che invito a salire sul palco qui alla mia destra è il Vescovo Monsignor Corrado Pizziolo per un breve indirizzo di saluto a tutti voi presenti. Intanto buonasera a tutti, sarò molto breve sia perché Don Alessio mi ha pregato di essere breve, sia anche perché non siete qui per ascoltare me, ma due giornalisti che ringrazio e saluto, ecco, che anch'io ascolterò volentieri. Tema: servono ancora i giornali e i giornalisti? Ovviamente la risposta mi pare di sì. Ecco, ascolteremo anche le motivazioni e le ragioni che ci daranno. 110 anni è un traguardo veramente molto, molto prestigioso. Ecco, siamo davvero contenti e ci auguriamo che il giornale che in questi anni, che almeno io l'ho visto in atto, e che è un buon giornale continui anche a portare quei frutti buoni che ha continuato a portare per tanti anni. Auguri quindi all'Azione, auguri a tutti coloro che vi hanno lavorato. Vedo anche qui Don Giampiero Moret che l'ha guidato per tanti anni, gli attuali direttori e giornalisti, auguri e ad multos annos. Grazie Eccellenza. Alessandro Testa, presidente della Fondazione Dina Orsi, l'Azione ed economo diocesano. È un privilegio darvi il benvenuto a questo convegno su un tema così cruciale. Ripetendo le parole del Vescovo, servono ancora i giornali e i giornalisti? Anche il mio è un sì convinto. Credo che senza giornalisti e senza giornali rischiamo di smarrire ciò che ci rende comunità. Il racconto autentico dei fatti, la capacità di discernere, la forza di dare voce a chi non ne ha. In un'epoca di notizie rapide e fugaci, i giornali rimangono luoghi dove le parole acquistano peso, dove il tempo della riflessione supera quello dell'impulso. E i giornalisti sono testimoni della verità anche quando è scomoda e anche quando sembra che il mondo vada in tutt'altra direzione. La sfida quindi è grande, ma la nostra missione lo è di più. Abbiamo ancora bisogno di informazione vera, onesta e soprattutto umana. E penso che oggi siamo qui per riaffermarlo. Grazie agli organizzatori, ai relatori e a tutti voi che siete qui presenti questa sera. Buon lavoro. Grazie. Ora chiamo sul palco Laura Ceccarini, assessore alla città solidale e inclusiva, famiglia, rappresenta anche la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana. Buonasera a tutte e a tutti, grazie, sì, porto i saluti dell'amministrazione intera. Abbiamo appena finito consiglio comunale, quindi sono arrivata giusta. Insomma, chi mi conosce sa che per me essere su questo palco alla festa dell'Azione ha un significato particolare, insomma ci ho lavorato per tanti anni, per cui ecco, nutro un affetto personale. Ma dobbiamo riconoscere tutti il valore assoluto di questa testata, che ha autorevolezza in quello che scrive e che porta avanti, con una ricerca veramente attenta nel dosare le parole e nel raccontare i fatti. E oggi come oggi questo è un valore assoluto. E è un giornale locale, perché è un giornale diocesano, per cui ecco, dobbiamo anche riconoscergli l'attenzione al territorio, a Vittorio Veneto in particolare, per cui insomma per noi è uno strumento di informazione e di riflessione importante, però
questa dimensione diocesana allarga lo sguardo e quindi apre anche a noi, insomma, la possibilità di vedere quello che succede nel nostro territorio. Ma, insomma, l'ho detto per tanti anni, ma io ci credo veramente, è davvero un giornale completo, perché tratta di attualità, economia, del mondo, di quel mondo del quale tante volte non si parla. E invece giornali così hanno il coraggio, guardo l'Avvenire, tante volte alcune notizie di estero passano solamente su certi giornali, per cui merito a questa stampa che deve continuare, dobbiamo sostenerla. Grazie ancora, buon compleanno e avanti. Aveva detto che sarebbe passato per un saluto anche il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, ma mi pare di non vederlo qui presente. Però c'è Olga Rilampa, consigliere provinciale, su delega del presidente della provincia Stefano Marcon, ma anche parrocchiana della parrocchia di Madonna delle Grazie. Ecco. Buonasera a tutti. Allora approfitto di questo 2 in 1 su Conegliano per mandare i saluti del presidente appunto Stefano Marcon della provincia e di tutto il consiglio provinciale. Ringrazio per l'invito e appunto anche come parrocchiana di Madonna delle Grazie della parrocchia appunto di Monticella porgo veramente i più calorosi saluti e ringrazio i relatori, ringrazio Don Alessio Magoga e rivolgo veramente le più vivide congratulazioni per questo buon compleanno di questa testata e mi sento solo di dire grazie per questa grande capacità di comunicare ai territori e di farsi testimoni di questi territori e quindi testimoni di verità e soprattutto appunto attraverso la parola, attraverso il logos noi possiamo comunicare, quindi comunicare e a sua volta quindi trasmettere con mezzi comunicativi quello che è il messaggio di verità e quindi io vi ringrazio per essere testimoni di questo territorio. Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ci ha comunicato di non poter partecipare, ma ha comunque inviato un suo pensiero al nostro settimanale, lo abbiamo così pubblicato sul numero che è a vostra disposizione, che potete prendere liberamente anche al momento dell'uscita. In ogni caso richiamo qualche passaggio del saluto di Luca Zaia, Presidente del Veneto. Salutiamo con vivo piacere il 110° anniversario della fondazione del settimanale della diocesi di Vittorio Veneto L'Azione, che è stato un fondamentale punto di riferimento per ben 110 anni, dando conto delle notizie, degli eventi e delle varie realtà di un territorio dove è attiva una fitta rete di soggetti economici, culturali e sociali, spesso mossi dal principio guida dell'azione solidale di ispirazione cristiana. Ma l'azione è stato anche un imprescindibile punto di riferimento pastorale che ha sostenuto la preservazione, pur in una continua e naturale evoluzione della millenaria identità religiosa del suo territorio, anche come diretta espressione della voce del suo vescovo. Ringrazio quindi la diocesi di Vittorio Veneto, in particolare il vescovo Corrado Pizziolo, per l'impegno profuso in questo ampio arco temporale e rivolgo un sincero augurio di buon proseguimento in questa preziosa azione pastorale e culturale. Dottor Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Manda il suo saluto anche Mauro Ungaro, Presidente della FISH, la Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici. Prima di lasciare veramente la parola a Elvira, volevo in breve fare un po' di storia dell'azione di 110 anni, adesso li racconto tutti, uno a uno. No, ovviamente in tempo brevissimo vorrei ripercorrere di per sé alcuni passaggi significativi di questo 110 anni, anche perché abbiamo ripercorso questa storia, oltre che centenaria, nelle pagine del settimanale, 2 pagine al mese le abbiamo dedicate proprio alla storia del settimanale. Ricordo che l'azione nacque, il primo numero il 5 dicembre 1914, in un contesto particolare, quello
dell'inizio Novecento, caratterizzato da una volontà di impegno da parte dei cattolici nel contesto ecclesiale ma soprattutto sociale del proprio tempo. Il pensiero così di questa nascita del nostro settimanale va alla canonica, alla parrocchia di Vazzola, dove i giovani ideatori si ritrovarono, tra questi anche il nipote, uno dei nipoti di Giuseppe Toniolo, che Giuseppe Toniolo salutò con favore la nascita del settimanale diocesano. Poi, a causa della guerra, 5 anni di silenzio, la ripartenza nell'estate del 1920, e lì vanno ricordate 2 figure speciali di direttore, mi riferisco a Don Silvio Celotto e Don Giuseppe Faè, il mitico Don Galera, che furono ostracizzati dalle autorità fasciste durante il loro breve mandato, ma furono ostracizzati anche negli anni a seguire per tutto il ventennio. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale si apre il tempo della rinascita per la società, ma anche per la Chiesa e anche per il nostro settimanale, che ebbe modo di radicarsi in modo importante e sempre di più nel nostro territorio, raccontando via via le vicende ecclesiali, ma anche sociali, politiche della nostra diocesi. Mi permetto di fare un cenno al beato Albino Luciani, vescovo di Vittorio Veneto negli anni 60, affezionato lettore, ma anche penna quanto mai gradita dell'azione e testimone anche del Concilio Vaticano II. Ripensando a tutto questo cammino mi viene da esprimere un profondo sentimento di gratitudine nei confronti dei protagonisti di questa storia dei 110 anni, partendo dai redattori, collaboratori, promotori, sino a tutta la Chiesa diocesana e ovviamente ai lettori che hanno sostenuto il settimanale in tutti questi anni. Un grazie speciale ai vescovi, a Monsignor Pizziolo in particolare, per la vicinanza che ha sempre dimostrato in questi anni, ai direttori che si sono succeduti negli anni. Tra questi, appunto, è già stato nominato Don Giampiero Moret, che è qui con noi questa sera e che saluto davvero con stima e amicizia. Grazie di cuore a tutti. Concludo con un cenno al mio ultimo editoriale intitolato «Non le radici, ma i frutti». Il senso è questo. Guardiamo sia alle radici, cioè alla storia, anche ai 110 anni del nostro settimanale, ma con il gusto e il desiderio di guardare al presente, al futuro della Chiesa e della società in cui viviamo, magari con la fantasia, l'intraprendenza e il coraggio dei fondatori che in quel 1914 diedero il via all'azione, con il desiderio anche oggi di lasciare qualche buon frutto agli uomini e alle donne del nostro tempo. Grazie e passo la parola a Elvira. Grazie. Allora veniamo finalmente alle ragioni di questo incontro, proprio partendo dalle domande che ci siamo posti al momento in cui si doveva approntare la celebrazione dei 110 anni dell'azione. I giornali e i giornalisti servono ancora? Domande queste che sono seguite a delle riflessioni che il mondo giornalistico si fa da un po' di tempo a questa parte e che diventano anche degli interrogativi. Vediamole queste riflessioni buttate giù così un po' liberamente. Guardiamo il mondo in cui siamo immersi e ci stiamo rendendo conto che i social media stanno sostituendo l'edicola. Sono diventati le vetrine virtuali attraverso le quali, in un continuo circolo di informazioni, gli utenti si vedono scorrere articoli di testate e siti web che seguono in modo continuativo con un semplice click. Poi c'è un altro argomento importante che è la scansione del tempo dell'informazione, che si è del tutto stravolta con l'avvento dell'informazione online, che ha reso la notizia un flusso costante, non più come un tempo legato al giorno e dunque alle scansioni dei giorni, il quotidiano, il settimanale, il mensile, il bimestrale e così via, ma un flusso legato proprio al luogo virtuale dal quale le notizie vengono prodotte, senza soluzione di continuità, come una ruota che gira senza sosta dì e notte. Poi un altro argomento è la facilità con la quale le notizie faticosamente prodotte dal giornale possono essere riconfezionate e ridistribuite, ha fatto sì che il concorrente del giornale non sia né un altro giornale, né la radio, né la TV, ma ancora l'universo social. Qualcuno dice che la crisi dei giornali italiani è in gran parte legata, e
Stasera a cena Stella ci diceva non solo crisi italiana ma internazionale planetaria, è in gran parte legata a un vecchio modo di approccio alla produzione dei contenuti. Molti continuano a considerare la carta un gradino sopra il resto, il digitale come pura trasposizione del cartaceo e la redazione carta e web due cose distinte. Va da sé, si afferma, che al web vanno soprattutto i giovani perché sono nativi digitali, quindi ai vecchi come me non si sa cosa resti. Allora, considerazioni queste che generano tantissime domande, la prima delle quali è: qual è oggi lo stato di salute dei giornali? A conversare con noi questa sera ci sono due giornalisti molto titolati, due persone di alto spessore, Lucia Bellaspiga e Gian Antonio Stella. Vediamo un attimo il loro profilo biografico, giusto per capire anche il mondo nel quale loro operano. Lucia Bellaspiga dal 2006 è inviata del quotidiano Avvenire, giornale cui approda dopo aver lavorato per alcune tra le principali testate nazionali. Si occupa di varie tematiche nell'ambito medico-scientifico, nel campo della bioetica. Citiamo uno fra i tanti il testo titolato Eluana, i fatti, che è dedicato al caso di Eluana Englaro. Nel campo del sociale e della cultura ha scritto anche dei testi su Dino Buzzati e altri testi come per esempio Il perdono di Erba, dedicato alla efferata strage che abbiamo conosciuto tutti nel paese lombardo, o come Nassiria, seme di vita, la storia dei 19 italiani uccisi nell'attentato in Iraq, Medico senza frontiere, la biografia di Carlo Urbani e insomma diversi testi di grande rilievo. Bellaspiga è inoltre organizzatrice di numerosi eventi culturali e di spettacolo a sfondo solidale, spettacoli, eventi che le hanno permesso di contribuire in maniera sostanziosa alla creazione di pozzi in Africa, pozzi di acqua potabile in Africa, a un centro per orfani e un dispensario in Burkina Faso, e quindi a trasformare questi eventi culturali in opere di carità concreta. Ha vinto numerosi premi giornalistici, tra i quali l'onorificenza conferita dal Quirinale per aver a lungo approfondito la tragedia degli esuli istriani in fuga da Pola, Fiume e Zara nel secondo dopoguerra. Da nipote di esuli istriani, questo penso sia stato uno degli argomenti più emozionanti anche. Non ho detto tutto perché solo le biografie chiederebbero una mezza serata. E poi abbiamo Gian Antonio Stella, editorialista al Corriere della Sera, una firma storica e prestigiosa, che ha narrato e continua a narrare perché è vecchio. No, e nonostante sia in pensione ormai da una decina d'anni, continua a narrare fatti di politica, economia e costume sempre avvincenti. E sono pezzi, molti dei suoi pezzi sono, sono delle scritture che mettono a nudo tante magagne italiane. È un piacere leggerlo perché appunto ci fa emergere dell'Italia le cose più oscure, le meno note, ma anche le più fastidiose da sentire. Giornalista ma anche scrittore, Stella è stato vincitore anche lui di numerosi premi giornalistici e una ventina d'anni fa ha ricevuto il prestigioso premio Fregene per la narrativa con il romanzo Il maestro magro, che è la storia ambientata nell'Italia del dopoguerra, del secondo dopoguerra, l'Italia povera che abbiamo conosciuto. Tra i saggi che molti di noi hanno letto, occorre citare quelli che ci interessano anche proprio come veneti. Schei, Dio Po, gli uomini che fecero la Padania, parlando appunto del sorgere della Lega, e poi Lorda, Quando gli albanesi eravamo noi, La casta, scritta con Sergio Rizzo, poi questo che già dal titolo è intrigante, Bolli, sempre Bolli, fortissimamente Bolli,
La guerra infinita alla burocrazia. E poi il libro, uno degli ultimi, che è Diversi, la lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia. Un libro di grande fascino. Tutti libri di grande successo. Non dimentichiamo che Gian Antonio Stella ha anche, oltre alla serietà del giornalista, anche il desiderio del divertimento dato nelle serate con Gualtiero Bertelli, con la musica, la recitazione, la lettura di racconti e così via. E da appassionata di cinema non posso non citare che 2 anni fa Stella è stato con Andrea Segre il co-regista del bellissimo docufilm Po, che narra la tragica alluvione del Polesine. Questa è in sintesi proprio sintetizzata la storia delle due persone che abbiamo qui vicino e di cui siamo onorati, insomma. Veniamo alla domanda: qual è oggi lo stato di salute dei giornali? Prego. Intanto buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Oddio, se guardiamo i giornali di carta, lo stato di salute è meglio così, vero? Adesso, se guardiamo i giornali di carta, lo stato di salute non è buonissimo, perché i giornali di carta sono crollati in tutto il mondo. Tranne il Giappone, dove c'è un quotidiano che vende ancora 8 milioni di copie, però è un'eccezione assoluta in tutto il mondo. Il giornalismo è passato su internet, è passato sul web il buon giornalismo e il cattivo giornalismo, quello pessimo e quello virtuoso. Cito ad esempio che non so se succederà di nuovo adesso che ha vinto di nuovo, però quando Donald Trump vinse le prime elezioni nel 2016, il New York Times, che era in calo costante da anni come tutti i giornali del mondo, ha guadagnato 250.000 copie nel digitale. E nel digitale ci sono giornali che sono non solo rinati, ma sono esplosi a livello mondiale. Cito su tutti il Guardian, che era un giornale inglese ormai invecchiato irrimediabilmente, e passato sul web si è addirittura potuto permettere di trasferirsi con una parte anche della redazione in America, perché il mercato inglese, ovviamente, il mercato di lingua inglese era ovviamente in America più grande, e vive una stagione d'oro rispetto al passato, anzi ha guadagnato molti lettori, molta stima, molto peso politico. Per cui rispondere non è così facile. Lo stesso Corriere, per esempio, è in assoluto il giornale italiano che va meglio, nel senso che perde meno copie di carta, perde meno copie di tutti, perché tutti i giornali di carta perdono copie in tutto il mondo. È inutile che facciamo finta che non sia così, però il Corriere giorno dopo giorno vende sempre di più in digitale. Io stesso devo dire che, pur avendo cominciato a fare questo mestiere quando c'erano ancora le tipografie in via Solferino, ricordo che quando rapirono Moro c'era sul balcone di via Solferino c'erano 2 pagine, anzi 4, 2 pagine doppie, che erano la prima e la terza pagina del Corriere, e in una c'era scritto Moro vivo e nell'altra c'era scritto Moro morto, con un biglietto sopra che ricordava, se fosse arrivata la notizia all'ultimo istante, quale pagina andava stampata, no, perché c'era già un articolo commemorativo di Moro che usava l'imperfetto, e l'altro che usava invece il passato remoto, piuttosto che, insomma, è un mondo che è completamente cambiato. Ci volevano io ho cominciato con l'informazione, ci voleva circa 50-55 minuti per arrivare
dalla scrittura alla tipografia, adesso una cosa che è praticamente istantanea, cioè finisci l'articolo, lo metti dentro, un attimo dopo è pronto per essere stampato. Quindi è cambiato il mondo. Rimpiangere il passato, come qualcuno dice, una volta che si andava al caffè degli Specchi a Trieste col bastone sul quale era infilzato, non ha senso. Non ha nessun senso. Tolstoi è Tolstoi anche in digitale, Omero è Omero anche in digitale, e certi scrittori mediocri puoi stamparli anche su pergamena, però sempre mediocri rimangono, non cambia nulla, assolutamente nulla. È solo questione di abitudine, abituarsi a leggere il giornale di carta o il giornale in digitale, non cambia assolutamente niente. Il problema vero è se l'informazione che passa oggi è all'altezza della sfida o no. Questo è il problema. E il problema è che, come ricordava appunto poco fa il direttore, i cittadini sono invasi da un bombardamento di balle, di fake news che passano da tutte le parti, non solo su TikTok e Instagram, ma anche su Facebook e altri direi mezzi di persuasione di massa o di distrazione di massa, e questo è un problema serio, perché vi faccio soltanto un esempio che capite qual è il problema al volo. Allora, durante la stagione tragica del Covid esce sul giornale che si chiama Caserta Sera, se volete ve lo mostro, però lo vedete molto in piccolo, però se volete per curiosità vostra, chi vuole vederlo poi glielo mostro. Esce su Caserta Sera una notizia di cui un bambino è stato costretto a fare il vaccino ed è morto. I genitori gli avevamo detto che non potevano fargli il vaccino e chiedono 250 milioni di euro di danni. E Caserta Sera spara la notizia così. Allora, un cacciatore di bufale, Michelangelo, dopo, scusate, ho un vuoto di memoria, poi ve lo dico, Michelangelo Coltelli, che è il fondatore del sito Butac, bufale un tanto al chilo, va e chiede chi è sto bambino, come si chiama, dove vive, quanti anni aveva, dove è morto, e il sito dice che Caserta Sera risponde: c'è la privacy e non possiamo dirlo. Allora Michelangelo insiste: no, vogliamo sapere dove è successo, qual è l'ASL che, se c'è stato questo errore gravissimo, qual è l'ASL che ha commesso questo errore, e comincia a tempestare Caserta Sera per chiedergli di avere i dati, finché Caserta Sera a un certo momento, messa alle strette, risponde che purtroppo non riescono a rintracciare il sito web rumeno da cui era stata presa la notizia. Allora, su questo parliamoci chiaro. La legislazione internazionale, quella europea e quella italiana a maggior ragione, sono in ritardo marcio, perché chi ha diffuso quella notizia, secondo me, deve andare in galera. Cioè, non è vero che i giornalisti non devono mai andare in galera. Ci sono dei casi in cui i giornalisti, secondo me, devono andare in galera, perché se tu diffondi una notizia falsa sapendo che è falsa e contando su un certo tipo di, come dire, effetto sulla gente, è giusto che tu la paghi. Cito un altro esempio: milioni di italiani hanno visto qualche anno fa un filmato di un signore che diceva: facevo il marinaio sull'Aquarius,
mi hanno licenziato perché ho voluto raccontare una cosa che adesso vi racconto, che nessuno ha voluto scrivere, però io ho assistito questi immigranti di notte, giocavano al casinò, erano pieni di soldi, tutti quanti avevano un telefonino e passavano le notti sulla nave di presunti naufraghi giocando alla roulette e a poker, no? Dopodiché quelli dell'Aquarius non solo smentiscono, ma dicono: guardate che questa qua è una cosa da pazzi. Allora il signor Saolini, che c'è nome, cognome e tutto, spiega che sì, in effetti lui fa l'attore, non era marinaio sull'Aquarius e ha scritto sta roba perché l'aveva sentita dire. Allora la stampa va a fargli un'intervista e dice: ma perché lei ha scritto questa roba qua completamente falsa che semina odio fra le persone? Perché lei semina odio fra le persone? E il titolo della stampa, quella fantastica intervista, se volete ve la mostro, era: dico alla gente quello che vuol sentirsi dire. È chiaro? Ecco, il problema è che noi oggi, almeno quelli che fanno questo mestiere seriamente, ce ne sono tanti che fanno il mestiere seriamente, poi ci sono anche dei banditi che fanno questo lavoro qua e non lo fanno seriamente. Quelli che fanno seriamente questo lavoro si trovano a dover combattere veramente, a battersi nella terra degli infedeli. Questo è il punto. Ha ancora senso la stampa e sondo e chiudo? Certo, anzi, il buon giornalismo ha più senso oggi di ieri, perché ieri le fake news arrivavano lo stesso a destinazione, però ci mettevano anni. La leggenda del frate Gianni, che stava forse alla Libela in Etiopia, però forse invece stava nelle Indie dove era morto l'Apostolo Tommaso, però forse stava da un'altra parte. Quella lì ci metteva anni e magari durava secoli. Adesso le balle arrivano in 5 minuti. In 5 minuti. Mentre venivo qua, sentivo alla radio che Salvini ha detto che il 65% dei reati che vengono commessi a Milano sono commessi da stranieri. Troppo tardi per controllarlo adesso perché ero prestato, però io ho lavorato su questi temi tante volte, domani sono curioso di vedere, però più tardi, in un secondo intervento, vi dico dove per esempio ci sono delle bugie conclamate che sono sotto gli occhi di tutti. L'unica cosa che noi possiamo fare, e questa è la ragione vera del nostro mestiere oggi, è cercare in mezzo a tutti quanti questi qua che ognuno spara quello che vuole, quello che gli pare, dentro questa poltiglia cercare di fare il più possibile chiarezza con i numeri, con le date, con le cifre, con i documenti, perché è l'unica alternativa che abbiamo per arginare un po' questa situazione in cui ci sentiamo un po' come Topolino in quel fumetto in cui c'è la diga che si crepa e lui comincia a mettere un dito, poi mette un altro e c'è una volta che ha finito tutte le dita per bloccare 5 buchi nella diga e poi 10 buchi nella diga e poi però l'acqua passa lo stesso. Lucia. Sì, mi veniva solo da aggiungere a tutto quello che hai detto e che sottoscrivo assolutamente in pieno il fatto drammatico che non sempre i nomi più blasonati sono dalla parte dei buoni. Tu hai detto ci sono tanti giornalisti bravi e tanti banditi e stavo pensando che tanti che fanno una bellissima carriera sono tra i banditi. Invece altra difficoltà poi è saper distinguere tra il vero e le bufale, perché se vengono diffuse da un volto noto del giornalismo o cartaceo, dei giornali o televisivo, radiofonico, eccetera, è chiaro che ha una responsabilità in più, perché chiaramente la gente si affida e dà più fiducia, e questo a me dà più rabbia ancora, devo dire. Se posso
proseguire questo discorso, che diciamo che hai già detto assolutamente tutto, a me piacerebbe anche soffermarmi un attimo, lo faccio sempre, sull'origine delle parole di cui parliamo. Cioè, il titolo di questa serata è "Servono ancora i giornali e i giornalisti", quindi anche il giornalismo in sé, va da sé, no? Allora, la prima cosa che mi chiedo ogni volta che affronto un argomento è: qual è la parola? Che origine ha la parola? Da dove viene? Giornalismo, giornali. Perché? Perché tante volte mi rendo conto che noi, se andassimo a studiare la radice indoeuropea della parola che stiamo utilizzando, avremmo già tante risposte. La storia dei termini, delle parole, che non sono state inventate a tavolino, sono nate a forza di errori. La lingua è viva, quindi si basa sugli errori, ognuno sbaglia e quindi cambia, e arriva ai giorni nostri con dei termini di cui ci siamo dimenticati il significato. Allora, giornalismo, andiamo a vedere, tutti sappiamo cos'è il giornalismo, ma andiamo a vedere per esempio sulla Treccani come viene definito. È l'insieme delle attività e delle tecniche relative alla compilazione, redazione, pubblicazione, diffusione e commento delle notizie tramite la stampa quotidiana, un termine che è stato forgiato in Francia prima della metà dell'Ottocento e che, come dice la parola, si riferiva ai giornali, cioè qualcosa che usciva appunto quotidianamente. Sinonimo infatti è quotidiano. I media erano la carta stampata. Allora, da giornalismo scendiamo a giornale, da cui deriva giornale dalla parola giorno, cosa che ha frequenza giornaliera di pubblicazione, e poi per estensione appunto anche l'azione è un giornale eppure un settimanale. Giorno, diurno, la G e la D in tutte le lingue sono intercambiabili, no? Pensate, la piramide di Gioset, che è la piramide di Dioset, ecco. Allora, giorno, quindi diurno, dies, in latino dies, e qua siamo arrivati finalmente alla radice indoeuropea dieus. Cosa vuol dire dieus? Cielo, luce, risplendere, divo, Diana, Giove, Dio. Guardate che responsabilità. Cioè, siamo partiti da giornalismo e siamo arrivati a luce, illuminazione e Dio. Non è un caso, appunto, l'etimologia delle parole ci racconta dei contenuti, una enorme responsabilità, ci fa dire quanto siamo lontani dall'illuminazione attraverso il giornalismo. E poi notizia, cosa vuol dire notizia? Naturalmente la radice è la stessa della parola noto, cioè conosciuto. Quindi noto non è un aggettivo, sì è anche un aggettivo, ma è il participio passato di noscere, conoscere, con il rafforzativo con. Quindi se io ti faccio conoscere, ti do la notizia e diventi un tutt'uno, crea una comunità, l'abbiamo sentito prima, un giornale crea anche un sapere comune e una comunità. Detto questo, allora oggi a che punto siamo rispetto a tutto ciò? Già l'abbiamo sentito più volte, il concetto di giornale, cioè di qualcosa che esce più volte al giorno, è diventato qualcosa di molto diverso, cioè qualcosa che esce costantemente. Mentre io sto parlando, se accendessimo internet vedremmo che le notizie continuano ad entrare, a affastellarsi. E allora arriviamo a uno dei mali in fondo di questi giorni, è stato già detto in un altro modo. Io vorrei parlare di infodemia. Infodemia, che è un termine, è un neologismo, questo sì nato a tavolino, proprio inventato ad hoc per diffondere un concetto nuovo, e non a caso infodemia si è diffusa il termine si è diffuso nel 2020, cioè durante il Covid. Quando che cosa è successo? Che un affastellamento di notizie non controllate, incontrollabili, quasi sempre false, hanno iniziato a circolare con una velocità pazzesca. E attenzione, deviando le persone. Guardate che io ho visto, penso che a tutti voi sia capitato, addirittura di perdere degli amici durante il Covid, non nel senso che sono morti,
ma nel senso che hanno iniziato a ragionare, anzi io dico a sragionare, a cambiare personalità, perché hanno iniziato a leggere tutta una serie di cose del tipo attenzione se ti fanno il vaccino, poi uno può essere contro i vaccini, non farli, ma non puoi venirmi a dire che intanto ti inseriscono il chip, il microchip sotto pelle. Io mi ricordo che nello stesso periodo ho pubblicato su Facebook una bellissima foto di un tramonto in Istria, tra cielo arancione meraviglioso, e caso volle che poco prima erano passati degli aerei, quindi c'erano le righe di vapore lasciato dagli aerei che erano diventate rosse, cielo arancione, strisce rosse, 700 commenti di insulti sotto la mia foto. Dico, ma come insulti? A parte che quando ho aperto ho visto 700 commenti, ho detto, ma per una foto di... Beh, sì, è bella, ma accidenti. Poi vado a leggere, sono quasi tutti insulti. Ecco, anche lei ha dei poteri forti. Io, ma perché? Allora, sapete tutti, avrete capito, che erano quelli delle scie chimiche. Quindi non è vero che gli aerei lasciano il vapore, eccetera, ma i poteri forti che scaricano su di noi per ammazzarci tutti, la polvere di alluminio, adesso non mi ricordo che cos'era, e la mia foto aveva questa colpa assoluta. Allora, la parola, anche qua interessante, infodemia, no? Informazione più demia, demos, il popolo. Quindi di per sé pensate che è una parola che sembrerebbe positiva, informazione a tutto il popolo. Ma siccome è un calco, come vi dicevo, linguistico creato a tavolino, fa un po' il verso invece a epidemia, cioè che cosa vuol dare? Il senso di allerta, di malattia, di patologia. Quando l'informazione è malata, ecco, infodemia. E non a caso questo termine non è stato forgiato dall'Accademia della Crusca, ma dall'OMS, è stato perlomeno diffuso dall'OMS, che ha dato l'allerta proprio, il pericolo. Qual è il pericolo più grande di fronte all'infodemia che non riguarda solo il Covid, ma appunto tutto ciò che ci viene costantemente propinato con una velocità esagerata e senza il controllo delle fonti? Il fatto che si è creata nel pubblico, nei lettori, nella gente, una grande diffidenza. Cioè, una volta era sbagliato, mia mamma ha 98 anni, lei mi ha cresciuto con è vero perché lo dice Montanelli. Era sbagliatissimo perché l'Ipse Dixit non ha mai, nessuno è Dio, no? Ecco, neanche Montanelli. Però oggi siamo, il rischio è di incorrere nei due estremi. Da una parte è vero perché l'ho letto su Facebook, beh c'è una bella differenza. Non dico che Montanelli sia Dio, però un conto era all'epoca dire vabbè c'è scritto sul Corriere, c'è scritto sul giornale, e un conto è dire è vero perché l'ho letto su Facebook. E l'altro estremo è non credo più a niente, a nessuno, neanche quando a parlare sono veramente i personaggi autorevoli. Questo l'abbiamo visto appunto molto durante la pandemia. Il mondo che va in fretta, lo abbiamo sentito anche prima. Qual è la cifra del giornalismo di oggi? Che cosa è cambiato da quando io ho iniziato? Il mio primo direttore è stato Montanelli e avevamo le macchine da scrivere. Addirittura i tasti erano saltati a volte, quelli delle lettere usate più di frequente, la A, la E, eccetera, e qualcuno, per non farci bucare le dita, aveva messo il chewing gum. Ecco, noi scrivevamo con questo. Ecco, all'epoca che cosa succedeva? Che tutti i giornali uscivano la mattina dopo, tutti insieme, c'era una contemporaneità. Quindi è vero che c'era una gara tra noi, ma la gara non era sui minuti secondi, la gara era sulla qualità, cioè domani mattina quando leggeremo i giornali, chi è che avrà fatto il lavoro migliore? Chi è che avrà tutta la notizia e chi avrà preso il buco? Che sapete, il linguaggio giornalistico vuol dire chi non ha la notizia, chi ha una voragine al posto della notizia, e questo lo sapremo domani mattina. Quindi tutto verteva sulla qualità, chi avrebbe fatto il prodotto migliore. E ha iniziato a incrinarsi tutto ciò con chi? Con chi poteva anticipare i tempi, cioè la televisione. Ve li ricordate quando arrivavano gli Scud? Quando c'erano i missili che arrivavano, quando Gheddafi bombardava Lampedusa, quando l'Iraq mandava... E ricordo in televisione le gare, non so, tra Bruno Vespa e l'altro, come si chiamava, di Mediaset, che gli faceva la...
vabbè, Mentana anche, per chi l'aveva detto per primo, per chi aveva dato per primo l'annuncio che era scoppiata la guerra. E io dicevo, ma che ti cambia? Cosa vinci? Nobel? Hai vinto qualcosa perché l'hai detto prima? Però iniziava quello che oggi è diventato un po' spasmodico. Con il giornalismo virtuale questo è diventata la cifra principale, cioè l'importante è davvero arrivare prima ad aver dato una notizia, ma lì adesso è questione di secondi. E che cosa viene meno? Logicamente il controllo delle fonti e la qualità del lavoro. Io mi meraviglio, devo dire la verità, quando giornali con una tradizione meravigliosa, in cui hanno scritto i più grandi letterati nostri, escono con delle notizie che intanto sono copia e incolla di quello che è arrivato un secondo prima. Non hai tempo di farlo tu, copi, incolli, lo rimetti anche tu, così sei uscito. E poi addirittura con 2 o 3 volte la stessa frase ripetuta identica, vuol dire che neanche nessuno rilegge, cioè proprio a badilate si butta dentro. E vorrei anch'io fare un caso, citare un caso concreto, perché più di tante parole servono gli esempi. Vi ricordate quando all'inizio della pandemia ancora era ferma in Cina, non si sapeva, si pensava, l'OMS stessa aveva detto state tranquilli perché dalla Cina non esce, non rischieremo nulla. Cosa bizzarra, perché la Terra è rotonda, i virus non conoscono i confini, quindi io mi chiedevo, molto spaventata, perché ci dicessero di stare tranquilli. Ma in quei giorni c'è stato un oculista cinese, qualcuno vedo che annuisce perché ve lo ricordate, è una figura eroica, che curando i suoi pazienti, oculista, si era accorto proprio dalla malattia agli occhi di queste persone, da come poi si aggravavano, che c'era un nuovo virus. Non era un'influenza, non era qualcosa di noto, e ha diffuso la notizia, come è giusto che sia. Naturalmente il governo cinese l'ha arrestato, l'ha multato, eccetera. Poi è stato liberato e però si è malato a sua volta, contagiato dai suoi pazienti, è andato in terapia intensiva e c'è questa famosissima foto di lui ormai intubato con gli ultimi affannosi respiri, che ha la foto, gli occhi sbarrati perché fatica a respirare, qua sul petto ha il suo tesserino di medico con nome e cognome, in modo che si veda che non è una fake news, che lui sta testimoniando qualcosa al mondo, e un biglietto che dice attenzione tutti perché è una pandemia, un virus nuovo, terribile, fate qualcosa, non credete al governo cinese. E poi quest'uomo è morto. E tutto il mondo ne ha parlato, dopo è diventato naturalmente eroe nazionale cinese, dopo che è morto, gli hanno fatto il monumento. E noi italiani, non so nel resto d'Europa, ma in Italia sono usciti tanti articoli che citavano una sua lettera meravigliosa, splendida, scritta alla moglie. La moglie era incinta, erano una famiglia cattolica, pur cinesi, e lui diceva proprio, spiegava alla moglie: io ho fatto il medico, quindi non potevo tirarmi indietro, io dovevo avvertire il mondo, dovevo curare l'umanità, un giorno quando nostro figlio crescerà devi spiegargli perché io ho fatto questo, nel nome di Dio, della nostra religione, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente splendida. Beh, io scrivo su Avvenire, quindi questa sarebbe una notizia, una notiziona, lo sarebbe per tutti, ma per noi capite ancora di più. E insomma il direttore ha detto no, fermi, dobbiamo controllare. Io quasi quasi mi arrabbiavo, dico ma come, un testo così bello, stanno uscendo tutti, noi ci fermiamo. Noi non siamo usciti, un buco clamoroso sembrerebbe. Beh, il giorno dopo è venuto fuori che era un falso pazzesco. In effetti era anche ovvio, a ben pensarci, perché quest'uomo in terapia intensiva, ma quando mai avrebbe scritto una lettera di 3-4 pagine così articolata, poi sotto un governo come quello diffondere una lettera così? Era una bufala enorme, quindi tutti i giornali che erano usciti l'hanno dovuta ritirare e noi che avevamo preso apparentemente il buco poi alla fine abbiamo fatto bene. A volte invece troppa prudenza non paga, per carità, stavolta ci è andata bene. Però per dire che cosa può succedere se non vai a controllare comunque le fonti. E un'altra cosa che è molto cambiata è che una volta noi dicevamo carta canta, nero su bianco, scripta manent, e adesso scripta non manent per niente, perché tu puoi scrivere la stupidaggine più grande e poi andare a cancellarla un minuto dopo. Capite che anche a livello di archivio, di storicità, insomma,
è qualcosa di molto grave, di molto importante, perché non è, insomma, quello che ti porta a essere anche un po' più leggero, perché vabbè, io scrivo 700 morti, poi se sono 70 vado a correggere. Vabbè, concludo perché mi sono dilungata, però almeno dico che il problema che resta insolubile e che i lettori spesso mi propongono come domanda è: sì, va bene, ma adesso mi dici io a chi devo credere? Questo mi è stato posto come domanda. Tu hai citato il libro di Eluana Englaro e il titolo, hai fatto bene a sottolineare, che si intitola Eluana, i fatti. Perché, lo diceva tanto bene prima, i numeri, i nomi, i fatti, cioè noi non abbiamo un'altra arma per cercare di scrivere il vero e il giusto, cercare, non siamo nessuno la bocca della verità, però quando tu discuti di un argomento così importante che ti può creare diverse opinioni pubbliche su un tema come il fine vita, tu hai il dovere, se non altro, non di dare la tua opinione, se non sei un opinionista, è logico. Se sei un giornalista che fa cronaca, tu hai il dovere sacrosanto di scrivere i fatti, la verità. Ora, io leggevo, per esempio, poi la si può pensare come si vuole, ma io leggevo: a Eluana bisogna staccare la spina. Io in camera di Eluana Englaro sono entrata più volte perché andavo a trovarla. E non andavano gli altri giornalisti a vedere la situazione. E la prima volta che sono entrata, la mia battuta è stata: ma qui l'unica spina è la TV, perché io ho trovato una ragazza certamente molto disabile, come potrebbe essere, non so, una persona con l'Alzheimer. Ecco, quello era lo sguardo di Eluana, seduta sulla sua poltrona, non attaccata assolutamente a niente, vita autonoma, respirava come respiro io in questo momento, senza né piaghe da decubito, niente. Signori, quello che leggevo sui grandi giornali, la descrizione di Eluana, posso passare alle parole concrete, scarnificata come il corpo di Auschwitz, con la faccia tutta piagata come, cito tra virgolette, come le piaghe che hanno i vecchi sul sedere, la lingua marrone, penzoloni fuori, le orecchie ormai incancrenite, ha contato, è completamente calva. Eluana aveva i suoi bei capelli, come l'avete vista nelle foto di quando era sana, prima dell'incidente, non aveva nessuna piaga, era in carne perché pesava 60 kg, non era attaccata a niente, eccetera. Allora, capite che questa è un'operazione criminale? Sì, sono d'accordo, certi giornalisti meritano la galera. Perché tu poi, dopo avermi detto com'è la vera Eluana, puoi dire: però io ritengo che la sua, come quella dei malati di Alzheimer, non sia una vita degna e che quindi bisogna procedere con l'eutanasia. Tu puoi dirlo questo, e come? Lo puoi pensare, lo puoi dire, ma non mi puoi ingannare dicendomi che è attaccata alle macchine. Lo stesso è successo con il cardinale Martini. Quando Martini è morto, tutti i TG a fotocopia a dire ha rifiutato l'accanimento terapeutico. Ma chi è così cretino da volerlo l'accanimento terapeutico? Che notizia è? E qual è il medico che ti propone l'accanimento terapeutico? Quindi ha chiesto di essere staccato dalle macchine, ha scritto Eugenio Scalfari. Dopodiché hanno ritrattato, perché poi naturalmente hanno dovuto dire non era attaccato assolutamente a niente, non ha chiesto nessun distacco, però purtroppo ancora oggi passa questa notizia, perché è difficile poi, quando è autorevole il giornalista, e Scalfari è un grande giornalista, che lì ha sbagliato, non dico mica che fossi assolutamente in malafede, sbagliamo tutti, però attenzione, perché è molto difficile poi tornare indietro, ristabilire la verità e soprattutto permettere all'opinione pubblica di farsi la sua idea, ma sui fatti veri. Questa è la grande fatica che noi dobbiamo fare. Lucia, però quanto stai dicendo ci pone questa domanda, cioè la qualità dei contenuti e della forma, la ricerca della verità e la seguente verità dimostrata, la reputazione di affidabilità che ha il tuo articolo in questo caso rispetto agli altri, quanto può incidere nel far aumentare il numero dei lettori di quel giornale? Cioè, questi fattori qua
che sono importantissimi, sono ininfluenti o hanno un valore decisivo nel far acquistare quel tipo di giornale? Cioè, questa è la domandaccia, cioè l'Azione nelle sue pagine cerca, secondo me, la scrivo da 40 anni, quindi cerca proprio di realizzare questi 3 elementi che sono fondamentali. Di fatto però, pur essendo elementi di grandissimo valore, non diventano discriminanti dal punto di vista del numero dei lettori. Cosa dite? Cosa dite, direttori, giornalisti qua? Vuoi rispondere? Rispondete. Volevo più che altro porre domande io questa sera, provo a dire qualcosa relativamente a quella che è la credibilità di un giornale, forse, no? E quindi anche la credibilità di chi ci scrive sopra. Ecco, il nostro settimanale certamente cerca di, come possiamo dire, di proporsi come una testata che abbia una sua credibilità sotto diversi punti di vista. Direi innanzitutto perché abbiamo un riferimento anche a quello che è il Vangelo, che è il nostro punto, la nostra, un po' come potremmo definirla, bussola di riferimento per quella che è anche la capacità di lettura di quello che è il contesto dentro il quale viviamo. Quindi cerchiamo di raccontare la vita di una Chiesa e cerchiamo anche di interpretare le vicende della Chiesa, ma anche e soprattutto del territorio, alla luce di quello che è il Vangelo, o comunque di quelli che sono i valori che provengono dalla tradizione cristiana. Quindi questo credo sia un primo elemento, non l'unico, non quello, come potremmo dire, dirimente, ma insomma che può aiutare a dare significato e credibilità anche a una testata come la nostra, il riferimento, il desiderio di parlare con delle parole che abbiano un po' il sapore del Vangelo e quindi aiutino a far conoscere il bene che c'è nelle nostre comunità cristiane e a dare dei criteri di lettura evangelici a quello che accade nella società contemporanea. Credo questa sia una delle possibilità che la nostra testata può offrire. Poi ovviamente ci sono anche altri aspetti che riguardano, credo, un po' tutti i giornali, che hanno a che fare con la professionalità di chi ci lavora dentro, e questo riguarda in modo particolare la capacità di chi scrive. Penso ai nostri giornalisti, la nostra redazione, penso anche a tutti i nostri collaboratori che cercano di impegnarsi alla luce anche della propria coscienza, in modo tale che ci sia un tentativo di ricerca della verità su quello che scrivono. Poi la verità totale credo nessuno di noi può scriverla, testimoniarla, siamo sempre cercatori di verità, però almeno questa volontà, questo desiderio di muoversi nella direzione della verità credo sia un tratto, spero che un po' ci contraddistingue, o comunque verso il quale appunto cerchiamo di muoverci. Ecco, mi verrebbero in mente per ora questi 2 spunti: da un lato il riferimento così al mondo che ha a che fare col Vangelo, con la parola di Dio, e dall'altro anche la professionalità delle persone che ci lavorano. Spero che in questi anni appunto abbiamo cercato di dare testimonianza di questa ricerca di professionalità. Ma io credo che adesso siano stati toccati 2 punti fondamentali. Cos'è la verità? E può un giornale puntare, a parte che c'è un giornale che si chiama La Verità oggi in Italia, La Pravda? Anche la Pravda, sì. Insomma, diciamo che non sempre coincidono le 2 cose, ecco. Lo dico. C'è però una cosa molto interessante che secondo me è il punto centrale su questo, no? Su questo tema, cioè l'obiettività, usiamo una parola meno avventurosa che la verità, è difficile arrivarci, ma è come la santità, cioè prima che tu diventi San Francesco o diventi anche un santo minore ce ne vuole, no? Il punto è che però tu hai il dovere di provarci. Cioè, se tu sei un cristiano, sai che è molto difficile arrivare alla santità, molto difficile, è un percorso molto, 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 molto complicato, però ci devi provare.
E se tu fai il giornalista sai che è molto difficile essere assolutamente obiettivi, però ci devi provare. Ed è lì che io faccio le distinzioni. Dopodiché vale anche l'essere più bravi, meno bravi, perché se tu sei più capace, come succede in tutti i mestieri, te la cavi meglio rispetto a chi è scadente. E di persone scadenti in giro ce ne sono, sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista morale. Provarci almeno. Però visto che stiamo parlando del lavoro dei giornali, di questo giornale diocesano di cui siamo qua a festeggiare i 110 anni, che sono tanti anni, no? E volevo spendere due parole perché forse non tutti sanno quanto sono stati importanti i giornali diocesani in un momento della nostra storia fondamentale, e cioè la grande immigrazione italiana. L'Italia ha avuto una sola grande epopea, no? A parte la nascita dell'Italia raccontata da Romeo, eccetera, tanti secoli d'attesa, eccetera. Però la vera epopea italiana è stata quella dell'immigrazione. Parliamo di un fenomeno che ha coinvolto grosso modo, diciamo, una trentina di milioni di persone, a partire, ovviamente c'erano già stati anche nel Settecento, ricordo che Lione a cavallo fra il Settecento e l'Ottocento aveva moltissimi italiani che ci vivevano, però insomma la grande migrazione, diciamo, dagli anni 70 dell'Ottocento agli anni 70 del Novecento. La scadenza è il 1976, quando arriva un immigrato in più di quelli che se ne vanno. L'emigrazione continua anche oggi, come è noto, solo che adesso se ne vanno i ragazzi che hanno studiato, e questa è la tragedia nostra, perché se ne vanno i ragazzi colti oggi, vanno a realizzarsi all'estero, ed è tutta un'altra situazione rispetto all'emigrazione nostra antica. Vorrei ricordare che nel 1910, in un giorno particolare su cui indaga un'università americana, arrivano due bastimenti, uno russo che veniva dalla Russia, dove non c'era ancora stata la rivoluzione russa, dove c'era ancora la servitù della gleba, dove anche uno come Tolstoi aveva, voglio dire, almeno formalmente degli schiavi, eccetera, eccetera. C'è una situazione qui, quella Russia là aveva un tasso di emigrazione, un tasso di alfabetizzazione molto superiore a quello degli italiani. Gli italiani emigrati erano i più poveri, i meno professionalizzati, i meno colti di tutta l'emigrazione europea che arrivava nelle Americhe, e questa cosa qua va ricordata. Non c'è stata questa epopea non ha avuto dei grandi scrittori, perché se voi togliete Edmondo De Amicis col libro sull'oceano, alcuni pezzi del cuore, eccetera, togliete il poemetto di Giovanni Pascoli, Italy, togliete qualche altro, Nuto Revelli, qualche Mare color del vino di Leonardo Sciascia, però vedete che faccio già fatica a mettere insieme un po' di nomi. Non ha avuto una letteratura all'altezza, non l'ha avuta. Ha avuto una grande colonna sonora, quello sì. La colonna sonora dell'immigrazione italiana è strepitosa, sia sulle partenze, sia sugli arrivi, sia sul viaggio, e insomma potrei citarvi decine e decine di canzoni stupende con le colonne, probabilmente una colonna sonora grandiosa per un'epopea grandiosa. Però i giornali diocesani sono stati all'altezza, perché è vero che anche il buon giornalismo se ne è accorto, no? Certi reportage di Eugenio Balzan sul Corriere della Sera
mi ricordo per esempio quello sull'Australia o altri ancora, altri reportage sulle migrazioni in Canada, sulle migrazioni in Brasile, il grande Adolfo Rossi, formidabile, uno dei più grandi giornalisti di tutti i tempi italiani, che poi è diventato, nella scia di questo impegno, è diventato anche ispettore dell'immigrazione. Ecco, hanno scritto anche la grande migrazione, è finita anche sui grandi giornali, però le storie più formidabili le hanno raccontate i giornali diocesani. Perché cito alcune che mi vengono in mente. Per esempio, il dirottamento di un gruppo di trentini che dovevano andare in Brasile, invece chi li aveva venduti mi pare che fosse al Costa Rica o al Belize, e si sono ritrovati lì. Solo che quando sono arrivati non c'era nessuno che li aspettasse, che li aiutasse a introdursi. Si sono trovati in una situazione pazzesca, capito? Peggio di quelli che oggi arriveranno in Italia e si troveranno in Albania, ammesso che l'operazione Albania vada in porto, perché questa è ancora tutta da vedere. Cito questo. Cito il reportage il giornale diocesano trentino è quello che ha raccontato tutta la storia, per esempio, della tragedia di Palestro, cioè questi immigrati trentini partiti da Tesino che invogliati dalla Francia emigrano nell'attuale Algeria, che allora era francese, in un posto diciamo tra Costantina e Algeri, che fu chiamato Palestro, dove questi trentini costruirono un paesino alla trentina con una chiesetta trentina, eccetera eccetera, e poi furono travolti da una rivolta di Kabili nel 1871 e furono tutti massacrati. Tutte le testimonianze sono uscite sul giornale diocesano. Certi viaggi terribili, per quello del Carlo R, che sarebbe Carlo Raggio, degli emigranti, sono stati raccontati sui giornali diocesani e queste testimonianze sono state una miniera d'oro per gli storici che si sono occupati dell'immigrazione italiana, per cui io credo che anzi questo qui sarebbe una materia di uno spunto di lavoro molto, molto interessante, che invito a raccogliere. Torno all'attualità con una cosa per capire cosa possiamo fare noi. Leggo un passaggio che dice tutto. La relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 1992 del distretto a Corte d'Appello di Lecce, provincia di Lecce, Brindisi e Taranto, diceva che dal 1 luglio 1990 al 30 giugno 1991, un anno, c'erano stati 149 omicidi. L'anno scorso, per capirci, negli ultimi anni in Italia 300 e poco più. In un anno, nelle sole province di Lecce e di Brindisi, 149. Un quarto di tutti gli omicidi che saranno registrati nell'Italia intera nei primi anni 2000, e a questo punto, voglio dire, infinitamente meno di oggi. La stessa identica relazione dal luglio 2007 al 30 giugno 2008 registra 13 omicidi, da 149 a 13. In tutta Italia è successo, sono calati così gli omicidi. Eppure pare impossibile. La gente non ha mai percepito tanta insicurezza come ora. Chi lo dice? Alfredo Mantovano, il braccio destro di Giorgia Meloni quando faceva il magistrato e non faceva il braccio destro a Meloni. È chiaro? L'ho citato apposta perché è una testimonianza che taglia la testa al toro, che qui siamo al di sopra di ogni sospetto. Voglio dire che la percezione è una cosa da cui stare in guardia. La percezione è bestiale,
perché imbroglia le persone. Oggi pare che in Italia siamo pieni di omicidi, ci sono 1/5 degli omicidi che c'erano 30 anni fa. E abbiamo 1/14 in media, 1/14 degli omicidi che ci sono in America. Cioè sul pro capite, Lo so anch'io che l'Italia ha soltanto 60 milioni di abitanti e gli Stati Uniti ne hanno 340-350. Ma io dico sul pro capite. Sul pro capite noi abbiamo 1/14 dei morti ammazzati solo in America. Allora non raccontiamoci le balle che viviamo in un mondo impossibile perché sono tutti gli immigrati che ammazzano tutti quanti. Non è così. E l'unica cosa che possiamo fare è tornare a spiegare queste cose nel modo più chiaro possibile. Chiudo sul femminicidio, perché è un tema di questi giorni. Allora, sul femminicidio. A sentire Piantedosi, a sentire il ministro della pubblica istruzione, anzi non più pubblica, perché non hanno avuto il pudore di togliere almeno pubblica, il ministro dell'istruzione Valditara, e a sentire la stessa Giorgia Meloni, oggi una parte dei problemi sugli omicidi e i femminicidi dipende dagli immigrati. Allora vorrei leggere i dati Istat, non i dati dei vescovi, dei vescovoni, i dati Istat. Allora, per cominciare, cito Emanuela Valente, che sulla base appunto di dati ufficiali è una signora una giornalista che ha cominciato, che è quella che da più tempo tiene nota di femminicidi in Italia, e ha scritto nel libro che sta per uscire che tra il 2013 e il 2022 sono 201 le donne straniere vittime di femminicidio. Parliamo femminicidio, cioè non la camorrista che viene ammazzata oppure quell'altra che ha tagliato la strada al semaforo, quell'altro, no, quelle che sono state uccise in quanto donna, ok? Su 201 donne straniere uccise dentro la coppia, cioè femminicidio vero e proprio, la metà è stata uccisa da italiani. Casomai sono le donne straniere che dovrebbero dire siamo poche, eppure la metà di noi è uccisa da italiani. I dati indiscutibili, perché sono dell'Istat, dicono che nel 92,7% dei casi le donne uccise in Italia sono vittime di un uomo, nella stragrande maggioranza dei casi il marito, il fidanzato e il compagno. E sono uccise da italiani, cioè il 92,7% degli italiani uccisi è ucciso da italiani. E fra le donne questo dato sale al 93,4%, cioè le donne italiane uccise da stranieri sono 4 su 100. Allora uno dice, ma scusate, perché? Perché devi cavalcare dei dati che non ci sono? Li hai in mano i dati. E chiudo, scusate, cambio argomento. Qui diciamo che qualcuno non fa il suo mestiere. Perché se tu sei Presidente del Consiglio, tu sai che la Treccani dice che le coste italiane sono lunghe 8.000 chilometri. E la Treccani scrive circa 8.000 chilometri perché, come può spiegare l'ISPRA, le coste cambiano. Qualche anno si allungano, qualche anno si accorciano, perché ci sono le maree, perché ci sono tante cose. E possono allungarsi o accorciarsi anche di 20, 30, 40, 70 chilometri. Quindi l'Istat prudentemente dice 8.000. Dopodiché, per difendere gli stabilimenti balneari, presentano in Europa un documento che dice che le coste italiane sono lunghe 11.150 km, quindi 3.150 km in più.
E come fanno a dirlo? Semplice. Lo spiega l'ISPRA lo ha spiegato e hanno fatto tutti finta di non sentirlo. L'ISPRA l'ha spiegato. Se tu prendi la costa, il porto di Napoli, da Castel dell'Ovo, davanti a Piazza del Municipio per capirci, a San Giovanni a Teduccio, il porto storico di Napoli, sono 5 chilometri. 5 chilometri, ma se tu calcoli il molo dell'Immacolatella avanti in 3, il molo di Castel dell'Ovo avanti in 3, il molo portuale avanti in 3, il molo commerciale avanti in 3, diventano 22. Allora se tu mi dici che le coste italiane sono lunghe 3.150 km in più, che è quasi quanto la circonferenza dell'Irlanda, no? E lo racconti in un documento che presenti all'Europa, no? Secondo me chi fa il mio mestiere dovrebbe scriverlo. Io l'ho scritto, però parliamoci chiaro, possiamo batterci veramente nella terra degli infedeli, perché a TikTok, a Instagram, a Facebook, ai comunicati, la Meloni non farà mai, non lo ammetterà mai, non ne parla mai e non risponde mai se tu poni questo problema. Allora io vorrei anche, detto che i giornalisti hanno tutti i torti del mondo, siamo colpevoli di tutto, però diciamoci la verità, i lettori potrebbero andare ad approfondire anche per conto loro le cose, perché c'è modo di approfondire, c'è modo di approfondire. Se uno non vuol sapere, dica non voglio sapere, perché se vuol sapere si trova tutto. Va da sé, Stella Bellaspiga, che gli articoli faziosi e menzogneri continuano, le notizie false anche. Cosa bisogna fare per invertire la rotta? Battere, non so di più, sulla deontologia professionale dei giornalisti? E cosa fare appunto affinché i lettori in qualche modo siano più sicuri, più rispettati? Ci sarà un metodo? Bisognerà battere di più, non so, sulla formazione giornalistica oppure su che tipo di controllo? Perché di fatto noi stiamo manifestando delle certezze che continuano da tanti anni. Ma dunque, intanto volevo un attimo anch'io rispondere a quello che hai chiesto, cioè, ma alla fine rende o non rende il fatto di appunto cavalcare le fake news? E al di là che rende, abbiamo visto politicamente rende, perché se tu crei una percezione sbagliata, io ho parlato del caso Luana, uguale comunque, percezione sbagliata. Parliamo della paura indotta, perché con la paura è chiaro che tu dirotti le volontà, no? E anche i voti delle persone. Quindi da una parte rende e dall'altra anche nel giornalismo si parlava di vendite, rende, perché ci sono dei giornali che si basano, così come certa politica, veramente sul creare una percezione sbagliata. Anche certe trasmissioni televisive vedo tutte dall'inizio alla fine gridate sul creare la percezione, ma su dati fasulli. E ha voglia di dire ci sono i dati veri, è vero. Io ho degli amici che non sono giornalisti, sono persone molto profonde e che vanno a farsi le loro ricerche sui dati reali e dicono ma perché i giornali non fanno questo? In fondo dovrebbe essere effettivamente il vostro dovere, oltre che il vostro mestiere. Anche noi ci si chiede spesso in questa battaglia quotidiana, non perché noi siamo sempre dalla parte del giusto, se no sembra che noi siamo i belli, bravi e buoni. Tutti sbagliamo, tutti abbiamo le nostre lacune. Però insomma si parlava prima del almeno il dovere di provarci, sono assolutamente d'accordo. E allora che cosa provare a fare? Intanto tirare dritto con fatica per la propria strada, con serietà, con onestà, verificando le fonti e io dico anche con tanta umiltà. Io penso che la prima dote di una persona intelligente, se intelligente è l'umiltà. Se ti manca questa, tu credi di sapere tutto e tanti giornalisti, scusate la parola, se la tirano, perché la casta è anche la nostra, bisogna dire.
e quindi non cercano, perché tanto sappiamo già. No, iniziamo a mettere in campo il fatto che anche noi dobbiamo cercare di non la verità, ma insomma di raccontare i fatti. E tirare dritto vuol dire, anche se ci scoraggiamo, perché viene da scoraggiarsi di fronte a tutto quello che vediamo intorno a noi e al fatto che la concorrenza ci derivi davvero da TikTok, il 70% dei ragazzi intervistati cui è stato chiesto ma tu dove ti informi sull'attualità, sui giornali, al telegiornale, dove? La risposta è stata sui social. Secondo me anche tra gli adulti, non solo sui ragazzi. Secondo, noi cosa possiamo fare come giornali per reggere a questa ondata, a questa crisi che comunque coinvolge tutti, a parte un giornale giapponese, perlomeno sul cartaceo, però capite che è anche difficile sopravvivere vendendo il non cartaceo, perché quello lo si diffonde come l'acqua, E purtroppo ha voglia di dire per andare avanti a leggere mi paghi, uno passa all'altro giornale che non ha questo capestro e si legge, crede di leggere lo stesso articolo dove è gratis, poi non è così. Quindi qual è un'altra regola che noi possiamo darci? È avere delle nostre specificità, cioè se la notizia di cronaca più o meno è diventata identica da tutte le parti, il commento e l'approfondimento no. Quindi un consiglio che poi ci può essere davvero insegnato dai settimanali diocesani, che hanno una profondità particolare perché sono legati al territorio, quindi sono obbligati a un'aderenza non solo ai fatti, ma appunto al guidare all'interpretazione di ciò che è avvenuto sul territorio. Allora avere una nostra specificità, e sono state citate stasera le pagine per esempio degli esteri di Avvenire, è vero, certe notizie soprattutto di esteri che gli altri giornali non danno, perché? Perché sono macroscopiche ma avvengono lontane da noi. Ecco, invece ormai che viviamo in un villaggio globale, ricordarci che la notizia è la stessa se i 50 studenti massacrati sono in Burundi o se sono a Londra. Ecco, poi il caso l'ho già fatto, ho parlato di Eluana, ma potrei parlare di tanti altri settori, cioè appunto aderire ai fatti e dare i numeri. È chiaro che se io devo decidere che cosa pensare su dove andare a sciare, per esempio, io vi devo dire, guarda, in Austria c'è la neve, in Tunisia no. Se io ti racconto che in Tunisia c'è la neve, in Austria no, andremo tutti a sciare in Tunisia e poi rimarremo fregati. E questo nell'informazione succede quotidianamente. Poi, altra cosa, non rincorrere, questo è un errore che continuiamo un po' a fare, non rincorrere la cronaca a tutti i costi, perché tanto è già bruciata sul nascere. Mentre noi stiamo lì in redazione che scriviamo dell'aereo caduto, della frana di Rigopiano o del terremoto ad Ischia o il giorno dopo saranno già tutte stravecchie queste notizie, ma appunto soffermarsi sul commento, sull'approfondimento della causa. E qui guardate che la crisi dei giornali sta diventando una grande risorsa, perché ci sfida a fare molto di più di quanto non facessimo prima. E poi ecco, io qua entro ancora di più nel merito di quello che tu mi hai chiesto, insistere molto sulla formazione. Io sono preoccupata, non voglio fare il vecchio parruccone, la vecchia parruccona, però di fronte ai giovani, alle nuove generazioni di giornalisti che pure vengono dalle scuole di giornalismo, noi non venivamo dalle scuole di giornalismo, noi non lo so che cosa, tu hai studiato che cosa? Io ho fatto il liceo, poi ho cominciato a lavorare. Ecco, lui è uno dei più grandi, giornalisti che noi abbiamo in Italia, ha fatto, ma quanti altri ne potrei citare? Quindi era una formazione che era sul campo, era come l'artigiano, pensate, il Leonardo da Vinci, Michelangelo, imparavano a bottega. Guardate, dico una cosa che sembra assurda, noi abbiamo dei giovani che arrivano, ma per carità in gamba, sanno tante lingue, sanno smanettare velocissimamente, sanno tagliare un video, sanno postare, sanno mettere i like, sono social. Però io mi spavento un po' per la mancanza di cultura che vedo nelle nuove generazioni. Guardate, io ho anche insegnato per 18 anni lettere e
quello che insegnavo in ortografia ai ragazzini di 14 anni, guardate che non è più dato per scontato quando leggo gli articoli scritti da persone ormai adulte, laureate. Quindi non bisognerebbe lasciar correre, come si sta facendo, sulla preparazione culturale, sul modo di scrivere, sull'ortografia, la punteggiatura. Sto dicendo banalità? No. Quando leggo un pezzo che non si capisce, in cui non si capisce niente perché non c'è né capo né coda, e purtroppo è sempre più frequente, è perché abbiamo, collegandomi al discorso dell'inizio, abbiamo rinunciato completamente o quasi alla formazione della persona con una cultura a tutto tondo, che sappia scrivere anche con una base storica di conoscenze, per una generazione che va tanto più in fretta di noi, che è molto virtuale, però che secondo me sta tirando un po' giù il livello generale del giornalismo. Io di questo sono assolutamente, ahimè, convinta. Posso fare io una domanda, visto che ho la fortuna di essere seduta vicino a Stella? Allora, una cosa che io mi chiedo, non ho risposte, vorrei chiedere a te. Il giornalismo ha come suo mandato, abbiamo detto, di raccontare, informare. Ma mi pongo questo problema: nel momento in cui io vengo a conoscenza di una situazione che non va, o di ingiustizia, o di malasalute, o di povertà, la devo raccontare e denunciare, o come giornalista ho anche un dovere morale o comunque un dovere di risolverla in qualche modo? Cioè io mi limito a raccontarlo il fatto, o come giornalista devo anche rimediare? Ma c'è un antico proverbio milanese che dice offrire fatto mestiere, cioè panettiere fai il tuo mestiere, droghiere fai il tuo mestiere. Io credo che se noi facessimo davvero il nostro lavoro, questo aiuta molto poi a risolvere i problemi. Che poi ognuno di noi sia anche un cittadino, e quindi se si trova davanti a una situazione in cui può intervenire anche personalmente, anche tirando fuori, che ne so, i soldi necessari ad aiutare una persona a uscire da un grattacapo, quello è un altro discorso. Però ovviamente vuoi aiutare una persona ad aver riconosciuto il proprio diritto ad avere una visita medica sul serio entro tempi decenti, eccetera. Questo è una cosa in più che però io direi di tenerci fermi all'antico adagio, cioè secondo me se ognuno di noi facesse il proprio mestiere e lo facesse in modo giusto, poi aiuterebbe anche a risolvere i problemi, anche perché non riusciamo neanche a stare dietro a tutto. Io non pretendo che noi possiamo farci carico anche di cose che non toccano, però noi dobbiamo pretendere, questo sì, che gli altri cui è delegato anche da me cittadino di occuparsi di queste cose lo faccia con decoro, con dedizione e con onore, che è una cosa che è il minimo che noi possiamo pretendere. Pubblico, sì. Tra il pubblico ci sono delle domande, sicuramente. Farei un applauso intanto ai due sicuramente. relatori, anche per ringraziarli. No, solo una piccola, siccome abbiamo proprio teorizzato l'esattezza delle cose, prima ho fatto male io i conti, e cioè le donne italiane uccise da stranieri, stando all'Istat, sarebbero ciò che resta del 93,9, cioè il 6% e non il 4%. Ma comunque voglio dire, è bene precisarlo perché non ci siano equivoci, ma è comunque un dato ridicolo che la dice lunga su questo tema, ecco, e credo che questa sia la cosa fondamentale. Anche precisare queste cose qui piccole
può essere fare bene il proprio lavoro, essere obiettivi, questo penso sia un buon suggerimento, perché la ricerca della verità è piuttosto complicata, ma l'obiettività, questa sì, possiamo cercarla con i nostri mezzi, la professionalità che abbiamo a disposizione. Adesso aprirei un po' il dibattito così alle persone presenti, se ci sono alcune domande lascio il microfono, ecco magari qualcuno dei giornalisti della redazione se mi possono aiutare a portare il microfono alle persone che vogliono fare alcune Da domande. quando non le fanno più ministra e non si trova più una valletta. Buonasera. Volevo chiedere ai due ospiti, ma anche alle altre due persone, se per caso avete avuto mai delle difficoltà con la linea editoriale dei giornali per cui avete scritto. Mi spiego, potrei fare un esempio. Si parlava magari di privatizzazione di Poste Italiane o potrebbe essere un'altra ditta, e questa cosa veniva stigmatizzata in maniera abbastanza pesante, insomma, fatto dal quotidiano di proprietà degli Elkan. Faccio questo esempio, insomma, in cui si parla di delocalizzare, insomma, che delocalizzare sbagliato, detto in pratica da chi sta spostando da Fiat, un patrimonio nazionale fuori. E quindi appunto chiedo se secondo voi una persona, un giornalista può andare fuori dalla linea editoriale del suo giornale, se sì no trova delle difficoltà? Rispondi tu, rispondo io? Tutti e due, inizia. Allora, c'era Montanelli, è stato un grande giornalista che è stato spacciato come un giornalista di destra tout court, punto e fine. Non è stato solo un giornalista di destra Montanelli. Montanelli è stato anche un grande ambientalista, ignorato per anni dagli ambientalisti, eppure ha scritto delle cose formidabili. Ricordo in particolare un articolo sulle raffinerie italiane nel 1973. Il 1973 è chi c'era si ricorderà che è stato l'anno in cui abbiamo scoperto l'austerity, in cui dovevi andare allo stadio di San Siro in bicicletta perché non bisognava, non c'era benzina, costava un sacco di soldi, bisognava c'era l'austerity. Ecco, Montanelli nel 1973 scrive ad esempio che le raffinerie erano in larga parte in Italia, perché negli altri paesi civili avanzati non volevano le raffinerie all'italiana, perché in Italia i proprietari delle raffinerie hanno la licenza di uccidere. Testuale come l'ho detta, e il titolo del Corriere era su questo cosa, che i proprietari delle raffinerie erano assassini, chiaro? Cosa diceva Montanelli? E su questo chapeau. C'è una cosa però sulla quale io non posso essere d'accordo con Montanelli, nonostante io sia un suo ammiratore, ho scritto anche un libro su Montanelli ambientalista. Non posso condividere il fatto che Montanelli diceva che la censura c'è e non c'è perché un bravo giornalista sa difendersi da solo. Certo, se sei Montanelli ti puoi difendere e puoi anche scrivere che alcuni dei padroni per cui lavori, parliamo del giornale della borghesia milanese, che accusava le raffinerie di essere assassini. Certo, se sei Montanelli puoi scriverlo, però messa così come la metteva lui, sembra quasi che invece i giornali abbiano il diritto o comunque la facoltà di censurare chi non è Montanelli. Giusto? E questo non è accettabile. Succede anche adesso? Sì. Succede anche adesso? Sì. Purtroppo, e dico purtroppo,
Se escono sul Corriere della Sera, parlo del Corriere, ma questo vale anche per tutti gli altri giornali, per il Corriere forse meno che da altre parti, se escono sul Corriere della Sera paginate e paginate e paginate sulle energie alternative, sulla bellezza dei pannelli fotovoltaici e delle torri eoliche, no? È più complicato fare un articolo sulle che ne so, sulle pale eoliche sopra la Basilica di Saccargia a sud di Sassari o a Tuscania. È più complicato, è chiaro? E questo è vero, il problema che lei pone è verissimo, assolutamente vero. E in questo senso devo dire che, cito ancora Montanelli, dovrebbero dare una mano anche i lettori, perché come diceva Montanelli è arrivato a scrivere: se io scrivo di burocrazia o di cattiva politica o di qualche scandalo, ricevo migliaia di lettere dei lettori che mi dicono bravo, vai avanti. Se tocco alcuni temi come quello della difesa della Costituzione italiana, a proposito del patrimonio pubblico italiano, no? È come se scrivessi nel vuoto. E lo diceva uno che era in quel momento il più potente, il più importante, il più letto dei giornalisti italiani. Il problema c'è, però se Montanelli allora si lamentava dei suoi lettori, diciamo che anche oggi qualche problema con i lettori ce l'abbiamo anche noi. Ma naturalmente la libertà assoluta di scrivere quello che si vuole, contrastando la linea editoriale del proprio appunto editore, insomma, non prendiamoci in giro, non c'è. Se io volessi su Avvenire scrivere una pagina, non lo farei, in cui difendo, che ne so, l'aborto dicendo che è un diritto o che l'utero in affitto è una cosa bella, è chiaro che verrei convocata dal direttore, mi chiederebbe se ho bevuto e poi probabilmente mi inviterebbe a scrivere su un'altra testata, ma questo è vero, questo è logico. Però devo dire che io ho scritto appunto su vari giornali, diciamo che su Avvenire non mi sono mai tanto sentita, forse molti anni fa con un'altra direzione, forse ogni tanto sarei stata meno rigida su alcuni, ricordo per esempio quando è morto il signor Welby, che aveva una sclerosi laterale amiotrofica, una cosa del genere, ed era lucidissimo. Lui aveva chiesto di essere staccato dalle macchine ed era attaccato alle macchine lui, non come Luana, e non avevano rispettato le sue volontà, quindi l'avevano attaccato alle macchine, rianimato eccetera, e lui, che stava morendo di morte naturale, è stato costretto ad anni di sofferenza. Invece vedete come ogni caso è diverso, vedete l'importanza dei fatti. Ebbene, io ricordo che quando è morto, insomma, dico una cosa un po' scomoda qua, però non gli erano stati concessi i funerali religiosi. Ecco, ad esempio, io in quel caso mi sono sentita di contrastare, insomma, questa decisione che trovo poco cristiana, no? Ecco, poi io non sono nessuno, per carità, però ecco, in questi casi io sono andata sì contro la linea editoriale. In altri giornali, in Avvenire, vi ripeto, è una cosa molto rara, perché di solito godo di un'ottima libertà di espressione, basta che io sappia spiegare il perché del mio atteggiamento, che cosa penso, che cosa ho rilevato, no? Porto avanti la mia idea. In altri giornali, in passato, per esempio, è stato citato il fatto che sono figlia e nipote di esuli istriani, e vi assicuro che questa è stata materia di grande ostracismo nei miei confronti, ma tanto, non ne potevo scrivere, se ne scrivevo ero fascista. Essere istriani significava essere fascisti.
E guardate che è stata durissima, perché adesso finalmente la verità, siamo sempre lì, insomma la ricostruzione storica è meno parziale del passato, grazie anche ai presidenti della Repubblica, Ciampi, Cossiga, molto napolitano, molto, sia perché ha dato lo strappo più forte nel 2007 e sia perché parlava da ex comunista. Quindi una voce che non era passibile di essere fascista, di destra, eccetera. E poi tanto Mattarella sta facendo veramente tantissimo. Allora, protetta anche da queste grandi voci, io ho potuto sempre di più produrre e devo dire ad Avvenire ho trovato già anche al giornale, soprattutto chiaramente con Montanelli, però già lì c'era più paura di esporsi. Ricordo che per esempio avevo tanto insistito perché avevo trovato in vita un personaggio che era dato per morto ed era Oscar Piskulic, noto come il boia di Fiume, cioè era veramente un personaggio che aveva fatto fuori tanti di quegli italiani per puro odio nei loro confronti. E scopro che non è morto nel 51 come dicevano i libri, ma che è vivo e vegeto a Fiume e che percepisce la pensione dall'Italia, perché appunto era Italia, quindi aveva lavorato per l'Italia, e che viene in vacanza tutti gli anni nelle Marche, sulla Costa Nostra. Quindi riesco a intervistarlo. Insomma, lì è stata da quell'intervista si è aperto il processo in aula bunker a Roma e tutto, ha avuto un grande riscontro, però devo dire che neanche sotto Montanelli quella sono riuscita a farla uscire. Dopo è uscita con l'Indipendente, perché pur essendo Montanelli molto addentro e molto amico di queste tematiche e del popolo, 2 volte italiani, no? Li chiama lui gli istriani, una volta per nascita e una per scelta, ha perso tutto pur di rimanere italiani. Queste sono frasi che ha ribadito sempre lui. Però uscire con quelle inchiesta era veramente da coraggiosi, quindi è rimasta per 2 o 3 anni nel cassetto e poi è uscita con l'Indipendente e così via. Quindi insomma diciamo che c'è da combattere, però ce la si può fare. Purtroppo su questo vorrei ricordare, sono rimasto anch'io stupefatto, che quando una famosa motonave arrivò a Monfalcone con i profughi di Pola, il Corriere la mise di spalle a 3 colonne a pagina 6. Oggi sarebbe stata ovviamente l'apertura della prima pagina, invece allora l'inviato era Montanelli. Quindi il Corriere aveva sul posto il più grande giornalista del Novecento, in quel giorno era un giorno proprio topico, un giorno simbolico di quello della più grande tragedia di pulizia etnica subita dall'Italia. Il Corriere era il più grande giornale, non aveva neanche concorrenti, aveva sul posto Montanelli, eppure finì a 3 colonne di spalla a pagina 6. Sì, se posso aggiungere una cosa molto velocemente a proposito della libertà di chi scrive su un giornale rispetto alla linea editoriale, mi viene da dire che forse talvolta ci sono anche, come potremmo dire, la linea editoriale corrisponde anche a un certo tipo di progetto, no? Un certo modo di pensare, di vedere il mondo, la realtà delle cose, quindi quando una persona decide di scrivere per un giornale significa che in qualche maniera si ritrova all'interno di quel tipo di progetto, di linea. Non è detto. Non sempre. No, può capitare che ti trovi perché sei stato licenziato, perché la vita è andata storta a lavorare in un giornale di cui non condividi molto, oppure magari non condividi addirittura niente e ci devi lavorare, però anche in quel caso puoi lavorare in maniera decente. Però visto che parliamo di temi seri e non è così semplice parlarne, non è neanche così frequente, vorrei comunque togliermi il cappello davanti a chi fa il lavoro più complicato, perché sai, per me oggi è facile andare
anche in posti molto scomodi e scrivere quello che mi pare e nessuno mi dice niente. Però, voglio dire, un ragazzo appeso al gancio del macellaio perché se scrive qualcosa che non va, il direttore smette di dargli la collaborazione e gli viene a mancare la collaborazione con la quale vive in modo molto 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 modesto, e nonostante questo fa il suo lavoro tutti i giorni in condizioni complicate, perché io ho lavorato per anni in realtà difficili. Conosco la Calabria metro per metro e la Sicilia metro per metro. Vi assicuro che ci sono dei ragazzi che lavorano là appesi al gancio, che dicevo, della collaborazione, esposti in ogni istante a dire tu non scrivi più una riga, no? Che sono quelli lì, sì, sono dei veri eroi, ma sono davvero degli eroi. E anche nei giornali diocesani questo c'è stato, perché ricordo l'epoca di Monsignor Giancarlo Bregantini a Locri, i giornali, era molto complicato far uscire certe notizie e Monsignor Giancarlo Bregantini le faceva uscire, e le faceva uscire anche sulle possibilità che aveva attraverso i giornali diocesani, per cui è anche facile per chi è nella posizione mia dire sì, io sono libero di scrivere. Non è così, non è così. La vera libertà in un paese ce l'hai quando basta scrivere in modo pulito e ti viene garantito di poterlo scrivere. Questa è la verità, anche se sei piccolo. Se poi scrivi il falso è un altro discorso. Se scrivi il falso puoi anche essere un grande giornalista, ma è giusto che tu la paghi. Ma la vera libertà non è che il grande giornalista sia libero di scrivere in condizioni difficili, è quando il piccolo giornalista che scrive il vero, che scrive in modo onesto, pulito, quando lui è libero, allora è un paese libero, se no no. E in questo momento questo paese non è un paese così libero. Parole. Anche perché bisogna dire anche quanto sono pagati. Veramente parliamo, non so, di 10 euro ad articolo, che magari gli prende 3 giorni di lavoro, e note spese se sei dovuto andare lì, no, l'articolo e chiavi in mano, ti paghi tu le spese. Una cosa fondamentale, per esempio, che dice che non si può fare le responsabilità. Prendiamo una cosa determinata. C'è un ragazzo che non ha la copertura legale, che scrive su in realtà difficili, in cui si occupa di sanità, ad esempio, in una regione come la Sicilia, dove quando abbiamo fatto un'inchiesta io e Sergio Rizzo, rischiando anche un po', abbiamo trovato che erano quasi tutti i laboratori, le cliniche eccetera, o erano di proprietà diretta di un deputato regionale o di uno, marito, moglie, sorella, fratello, cugino di un deputato regionale, no? Un ragazzo che scrive in quelle situazioni di un argomento apparentemente, voglio dire, non di criminalità organizzata, ma apparentemente come di cronaca bianca e non di cronaca nera, come la sanità è esposto moltissimo. In questo caso il Parlamento dovrebbe fare delle cose che vengono invocate da anni. Abbiamo fatto convegni su convegni e denunce su denunce su questo. Non soltanto la Milena, per esempio Gabanelli, la Caterina Malavenda, che è il più grande avvocato italiano su queste cose, tanti altri. Fateci sta benedetta legge sulla querela temeraria. Io ho ricevuto 200 querele, 200 circa. Le ho vinte tutte, tranne una, in cui
ci siamo assunti la responsabilità noi di non dire che mi aveva dato una notizia che era sbagliata. Ma questa qua che mi aveva dato la notizia, gli avevano fatto trovare la testa di un capretto sul suo zerbino di casa e gli avevano bruciato la macchina. Noi abbiamo detto, noi non ci assumiamo la responsabilità, paghiamo quello che c'è da pagare. Si è sbagliata questa persona, non vi dico chi ce l'ha detto, le altre querele le ho vinte, ma ho ricevuto delle querele che voi non potete immaginare. C'è gente che, non so, abbiamo pubblicato l'albo degli avvocati di Milano, quello originale, e poi abbiamo pubblicato la stessa pagina falsificata di uno che si era spacciato per avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Milano e faceva l'assessore al ponte di Messina. Abbiamo pubblicato le pagine in cui si dimostrava che aveva imbrogliato. Si dimostrava sul Corriere che aveva imbrogliato. Questo qui ha chiesto 100 milioni di danni. Ma voglio dire, ovviamente è saltata, però in quel momento in cui io ricevo quella querela, l'avvocato mi dice: per qualche tempo non scrivere di questo qua finché non è risolta. E chi fa, soprattutto i politici, ti fanno le querele temerarie apposta perché tanto dicono che poi l'avvocato ti consiglia per un po' di non occuparti di loro, anche se hai platealmente ragione. Allora facciano questa legge che abbiamo chiesto tante volte, cioè tu chiedi 100 milioni di danni, benissimo, se però hai torto marcio li paghi tu. Questo basterebbe questa leggina, chiedi 50, se hai torto paghi 50, chiedi 20, se hai torto paghi 20. Facciano questa leggina e sarà più facile fare il nostro mestiere. Grazie. C'è spazio ancora forse per una domanda, raccomando delle risposte magari molto sintetiche e poi andiamo a concludere questa intensa serata. Prego. Sì, grazie per la parola. Sono Roberto di Francenigo. Ringrazio l'Azione per la possibilità di avere due firme così prestigiose del nostro giornalismo, ringrazio anche per i loro interventi. In particolare ho apprezzato il fatto che la dottoressa Bellaspiga abbia accennato al caso di Eluana Englaro, ma anche a quello di Welby, perché ha detto una cosa importantissima, che ogni storia è una storia a sé e a volte si trattano gli argomenti con l'accetta e non va bene. Quindi grazie per averlo ricordato. I vostri ultimi interventi mi hanno bruciato un po' la domanda, perché volevo proprio parlare dei giovani giornalisti che cercano di fare il loro mestiere ma vengono frenati quel famoso gancio di cui accennava, no? E quindi concludo solo con una breve considerazione, perché mi ha colpito il fatto, sempre la dottoressa faceva riferimento alla formazione culturale delle giovani leve del giornalismo e non posso non pensare che era nel programma politico di un governo le famose 3I, no? Internet, inglese e impresa. L'italiano non c'era. Grazie. Ci avviamo a concludere, volevate commentare brevemente quello che è stato così testimoniato adesso da Roberto, grazie del tuo intervento. Mi permetto di richiamare alcune parole che mi hanno colpito in modo particolare questa sera, poi Elvira magari inserisci anche tu un tuo brevissimo pensiero e intervento. Le parole sono innanzitutto obiettività, che mi pare una bella prospettiva per chi si occupa di giornalismo e credo siamo chiamati davvero a orientarci verso questa meta. Professionalità, quindi formazione, essere capaci di così lavorare in modo autentico con degli strumenti adeguati relativamente a quello che è il lavoro giornalistico. Specificità, anche questa mi pare una parola molto bella, nel senso di sapere anche raccontare storie belle, storie positive di quello che è il territorio e anche con questa capacità di riflessione su quello che è accaduto e non
andare subito in rete a pubblicare immediatamente delle notizie che poi possono rivelarsi delle fake news o appunto delle notizie false o delle notizie sbagliate. Ecco, e poi un'altra parola che a me pare quanto mai importante e preziosa anche nell'ambito del giornalismo, è quello di saper fare rete tra giornalisti, tra collaboratori, con il territorio, saper individuare quelle che sono le storie belle e positive delle comunità, ma questo attraverso un intreccio di legami. E in questo senso forse i nostri settimanali diocesani, anche l'Azione, ha una posizione di vantaggio in un certo senso, perché questa relazione col territorio, con le comunità, effettivamente è una realtà effettiva, direi importante e preziosa, che va valorizzata, va presa in considerazione e anche aumentato ulteriormente il legame col territorio e con la comunità e con le comunità del territorio. Elvira? Io finirei proprio con l'ultima domandina, proprio brevissima. Allora, cari Stella e Bellespiga, possiamo chiudere questo incontro con ottimismo, quindi servono ancora i giornali e i giornalisti e poi ci salutiamo. Diamo una risposta finale. Io ripeto quello che hai già detto tu, servono più di prima, perché tutto quello che abbia detto fino adesso dimostra che c'è molto più bisogno di prima di giornalisti obiettivi e di approfondire, di fare meglio il nostro lavoro. Sì, servono più di prima, e in più oggi per un verso è più facile, perché c'è internet, c'è il web, poi una cosa puoi farla uscire, insomma. Una volta, se c'era la censura totale e non volevi far uscire una cosa, non usciva, appunto, e basta. Adesso esce. In qualche modo, se c'è una cosa brutta che qualcuno vuole nascondere, in qualche modo esce, anche perché tutti quanti sanno che può uscire, per cui automaticamente, voglio dire, si rassegnano, magari la mettono più piccola, però devono metterla, questo sì. Da questo punto di vista è un po' più facile. Da altri punti di vista è molto più complicato, perché se una volta fare un giornale poteva anche reggersi su un editore puro che faceva solo quello e non faceva altro, oggi è diventato più complicato, perché anche se le spese si sono ridotte è diventato molto più complicato, e quindi la pressione sul piccolo giornalista locale, che è il più esposto, è il più difficile da difendere, è quello che meno può difendersi, è superiore che rispetto al passato. Quindi lunga vita Azione. Sì, lunga vita all'Azione e ai settimanali diocesani. Ancora un applauso a Gian Antonio e Lucia. E buon compleanno, sì. Buon compleanno a voi, perché siamo qua per questo. Sì, sì. Grazie davvero di cuore, ringrazio ancora i relatori, ringrazio il seminario che ci ha ospitato questa sera, Avvenire, presente anche Giudetti di Avvenire, per così far conoscere e così implementare anche la conoscenza di questo importante quotidiano. Grazie a tutto lo staff dell'Azione che è qui presente questa sera, grazie a voi che avete partecipato. All'uscita, come accennavo all'inizio, trovate delle copie sia dell'Azione che di Avvenire, potete prendere liberamente, e ci diamo appuntamento giovedì 5 dicembre, compleanno a tutti gli effetti dell'Azione, al Toniolo di Conegliano per il concerto finale con i Joy Singers. Grazie ancora a tutti e buona serata e buon ritorno a casa.